Ciao Mattia, Ciao. innanzitutto benvenuto. Ti volevo chiedere tre cose. La prima, che cosa ti ha spinto a accettare la proposta appunto del Venezia Football Club? Poi quali sono le tue prime impressioni di queste prime partite? E poi, visto che sei un conoscitore della categoria, parlo della Serie B perché hai giocato più di anni, come ti sembra, almeno in base a questi primi incontri, il campionato di quest'anno, quali possono essere le squadre maggiormente, chiamiamole fastidiose, ecco? Allora, la scelta di venire qua a Venezia è stata molto facile perché fin dall'inizio dei primi giorni di mercato c'è stato l'interesse della società, quindi ho sentito subito fiducia da parte del direttore e diciamo è stata una scelta facile venire qua. E la seconda domanda? Quali sono le tue prime impressioni per quanto riguarda sia l'ambiente del Venezia Football Club, quindi parlo della squadra, lo staff e anche la tifoseria, perché no? Allora, le prime impressioni sono bellissime e super positive e fin da quando sono arrivato subito ho visto una grande professionalità, delle strutture veramente perfette e sì, come ho detto prima, tanta professionalità. E poi sono molto contento di questa società perché è seguita da una tifoseria molto importante e vedere tutta quella gente allo stadio è molto bello. Poi l'altra domanda che ti volevo fare era appunto quali possono essere le squadre più fastidiose della categoria, visto che tu conosci bene la Serie B, anche se certo questo è un anno nuovo, quindi capitolo nuovo. Sì, diciamo che ogni anno, adesso siamo anche all'inizio, ma ogni anno ogni squadra può essere fastidiosa dalla prima all'ultima, quindi non so dirle quale sarà una squadra più fastidiosa di un'altra. Difficile comunque che ci siano squadre cuscinetto, ecco, come si suol No, in dire. Serie B è sempre difficile. Certo, poi, scusa. Prego. E ultima cosa, almeno per me, poi lascio parlare ai colleghi. Se ti dovessi descrivere come giocatore i tuoi punti di forza, le tue caratteristiche, che parole useresti? Diciamo, i miei punti forti sono l'1 contro 1, il tiro e la velocità. Marco, prego. Ciao Mattia. Ciao. Senti, questo inizio campionato tra Coppa Italia e le prime due giornate non hai ancora avuto occasione di esordire. Ti aspettavi di giocare qualche minuto in più oppure fa parte, diciamo, dell'apprendistato del nuovo sistema di gioco in cui ti vieni a trovare con Stroppa? Sì, diciamo che ovvio, tutti vogliono giocare, però non sono preoccupato, io mi metto sempre a disposizione del mister, è un ambiente nuovo, e un mister nuovo, quindi magari mi sta ancora provando e io cerco sempre di dare il 100% in allenamento e poi se arriverà l'occasione cerco di sfruttarlo. Senti, potrebbe arrivare già domenica, cioè sabato su quell'occasione, nel senso che il mister, ma anche la società, nel non, diciamo, sostituire la partenza di Oristagno, dice che punta anche su di te come caratteristiche per poter sostituire il tuo ruolo. Sabato non ci sarà Yeboah, ti candidi, che è squalificato, ti candidi anche a questo punto a un ruolo anche magari... Speriamo, speriamo. Ciao. Prego. Ciao Mattia, senti, si è parlato tanto sul tuo ruolo, tu sei una seconda punta per fare l'esterno, dove ti trovi meglio nella zona del campo? Diciamo che mi trovo bene in tutte e due le posizioni, sia come esterno, ma dato che diciamo, giochiamo col 3-5-2, mi trovo molto bene anche da tre quarti. Senti, invece con l'impatto con Mr. Stroppa, che è un allenatore importante per la Serie B, ha vinto tanto, cosa vi sta trasmettendo questo primo mese e mezzo, due? No, molto positivo, perché diciamo per me ci sono tante cose nuove, soprattutto l'aspetto tattico, e quindi sto apprendendo tanto da quello che ci chiede il mister, e quindi c'è un impatto molto positivo. Prego. Ciao Mattia, volevo chiederti
nella tua carriera hai dimostrato una grande utilità tattica, una grande capacità di adattamento. Volevo chiederti che valore dai a questa tua capacità e se stai lavorando su un ruolo specifico, se preferisci un ruolo in particolare, e anche se ti chiede qualcosa in particolare Stroppa, mister Stroppa, su una posizione. Io diciamo negli ultimi anni è una mia caratteristica quella di anche dove mi mette un po' il mister, io cerco di adattarmi e quindi su quello do sempre completa disposizione al mister. Poi la seconda domanda qual era? Sì, se il mister ti chiede proprio una posizione nello specifico. Sì, adesso sto provando o la mezzala o il tre quarti e quindi vedremo nelle prossime partite. E con il Rapid Vienna hai giocato in posizione molto avanzata, volevo chiederti anche come ti sei trovato in quella posizione. No, quella posizione l'ho già fatta, quindi mi trovo bene perché sono anche più vicino alla porta, quindi mi piace come posizione. Grazie. Pietro, hai domande? Oh, Marco? No, proprio vicino alla porta, l'unica doppietta della tua carriera. Esatto. La domanda. Non l'unica, ma Non importante, Venezia. però sono ancora Sì, partita sì, lì. sì. Hai un ricordo di Sì, quella sì, partita? sì, sì. La ricordi bene? Diciamo per me è un ricordo positivo perché segnare 2 gol in Serie B è sempre importante, però non capiterà più. Ah, contro il Venezia. No, non contro Contro il Venezia, contro il Venezia. Sì. Prometti che non. Senti Mattia, tu sei cresciuto nella Juventus, cosa vuol dire per un ragazzo che vuole crescere in un club così importante? Cosa ti ha trasmesso? A livello personale per me ha fatto la differenza perché quello che mi ha dato la Juve prima non l'avevo ricevuto e soprattutto come a livello professionistico e come ti fanno crescere come uomo, ti rendono pronto al mondo dei professionisti. Quindi io ho solo ricordi belli e sono grato, diciamo. Grazie. Certo, Marco. No, volevo chiedere se senti un po' la differenza, hai giocato prima nella Feralpi e nelle Catanzaro, quindi per due squadre che però avevano diciamo, ambizioni limitate, no? Se non nella salvezza, nel mantenimento della categoria. Senti il peso che devi giocare in una squadra che ha un obiettivo invece molto più alto, insomma. Diciamo che non sento questo peso, anzi mi dà consapevolezza e anzi è una cosa stimolante, no? Sì, questo. Sì, allora volevo chiederti, e tu hai detto sì che adesso ti stai mettendo a disposizione di Stroppa, cerchi di fare quello che lui ti chiede, guardando anche gli altri allenatori che hai avuto, chi è che ti ricorda di più? Diciamo che sull'aspetto tattico no, nessuno. Certo. No, se c'è ancora molto giovane, sei un giocatore in formazione, se c'hai un giocatore di riferimento per la tua carriera. Diciamo fin da piccolo il mio idolo è Cristiano Ronaldo. Ok. Quindi Alto quindi comunque. sì, fin da bambino. Ok.